vita quotidiana, immagini dell'odissea vissuta ogni giorno da studenti, lavoratori, dal popolo, dei pendolari. A realizzare il video e a postarlo su YouTube i ragazzi del sindacato studenti e dell'associazione studenti universitari, che hanno creato anche il sito Trenitardo, in cui documentano i loro viaggi in treno e le difficoltà vissute ogni giorno. Sono alcune delle iniziative messe in piedi da quando il 15 dicembre scorso è entrato in vigore il nuovo orario cadenzato. A Mogliano, ad esempio, il Partito Democratico da domenica ha dato il via ad una raccolta firme, 700 le sottoscrizioni finora raccolte contro i nuovi orari. Questo ha coinciso purtroppo con la soppressione per quanto riguarda la tratta che interessa a noi, cioè Treviso-Venezia, di una serie di treni, soprattutto la mattina presto e nelle fasce orarie serali. Le firme verranno inviate poi al Presidente Zaia e all'assessore Chisso affinché siano ripristinati i vecchi orari. Noi chiediamo che venga realizzata al più presto la metropolitana di superficie con l'annessa collegata stazione di Marocco. A Mogliano per i pendolari la situazione, dicono, è diventata insostenibile. Abbastanza tremendo. Se io ho lezione a mezzogiorno devo prendere il treno alle 9:30 per andare a Venezia. Soprattutto al mattino presto, quello delle 5:18 l'hanno sostituito con un pullman. Poi alla sera 9:31 è stato soppresso. Quindi alla sera l'ultimo per tornare qui a Mogliano da Venezia noi ce l'abbiamo alle 11:04. Per la gente che finisce tardi alla sera a Venezia di lavorare, per esempio anche alle 10, alle 11, l'ultimo treno è alle 11:04 o quello prima alle 10:04 di sera e dopo c'è un buco fino alle 11. Un disastro, sì, perché alla sera gente che lavora a Venezia l'ultimo treno è alle 23:04. Hanno levato 23:18 e 23:56, una cosa, se uno lavora su un ristorante come me. Sul tema è intervenuto l'assessore Chisso, che ha dichiarato che quello che è successo lunedì scorso con forti ritardi sulle percorrenze e grandi disagi per i passeggeri è stato causato non dall'introduzione dell'orario cadenzato ma dal gelo. Per quanto riguarda l'orario cadenzato, ha continuato l'assessore, è indubbio che abbia creato disguidi. Si tratta comunque, ha aggiunto Chisso, di problemi che si stanno gradualmente risolvendo. Intanto i pendolari si dicono pronti a scendere in strada. Scenderemo in piazza sicuramente e credo che questo lo si debba a chi utilizza un mezzo pubblico.